535 migranti arrivati tra sabato e lunedì in Veneto saranno smistati in tutta la regione. I dati sono stati diffusi in giornata dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia. L'emergenza continua. Una donna eritrea ha accusato un malore ed è stata ricoverata in ospedale all'Angelo. È monitorata dai medici anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Intanto continuano i trasferimenti dal residence Le Mimose di Eraclea Mare. In 15 giorni ne sono stati spostati 100. Altri 10 migranti hanno lasciato la struttura nelle scorse ore. Sempre in giornata ad Eraclea blitz di Giorgia Meloni. Per la leader di Fratelli d'Italia è sempre più urgente un intervento internazionale in Libia. La nostra posizione, la posizione di Fratelli d'Italia, è che il governo sta gestendo la questione immigrati in maniera ridicola, che sta esponendo i cittadini italiani a situazioni molto complesse, che sta esponendo i sindaci a una impossibilità di governare i loro territori, che non riesce ad affrontare un business dell'immigrazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, dietro il quale qualcuno si arricchisce. Quindi la posizione di Fratelli d'Italia è che bisogna intervenire seriamente. Noi dobbiamo intervenire in Libia con una missione europea che consenta al governo legittimo in Libia di riprendere il controllo delle coste e dei porti, aprire in Libia i centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Dello stesso parere il neo portavoce regionale Sergio Berlato. Bisogna evitare che i disperati partano dai loro paesi d'origine e affrontare la questione quando queste persone arrivano ai nostri confini è assolutamente inadeguato. Dobbiamo creare le condizioni perché il governo, anziché prendersela con i prefetti che spesso hanno le mani legate, se la prenda con se stesso.